Su 1959 succede di che sos pastores hermanos, ormai de las terras, si ponen parisi a sos pastores minores, a sos traccos pastores, po agere nascere una cooperativa, po gollire su latte d'erbeghe e lo trasformare. E su 1990 questa realtà decide a crescere e picata su numene de light. Oggi vi spiego a conoscere una cooperativa dello pastore de Ittiri, una villa di circa 9.000 abitanti, e siamo a 20 km da Tattari, seguite questo viaggio di terra nostra. Mario De Rio, tu sei uno dei amministratori della Light, cooperativa dei pastores de Ittiri. E questa cooperativa tiene una storia manna e no che comincia da tutto. Difatti si parla, teniamo una delle macchine che andano a piccare su latte i scoviller dei pastori e poi lo fate direttamente in noghe. Ma in noghe che è tutto, possono arrivare i pastori con il mezzo sissoro e caricare direttamente sul latte dei scoviller. È giusto questo inizio dei conto? Sì, in noghe questa sono una macchina che andano a leare sul latte dai paesi limitrofos, invece eravamo chi sono dei Ittiri o residente vicino e bene di conferito sia su Manzano sia su Zero, soprattutto era una qualità di mezz'ora su latte, conferito entro 2 ore hanno aumentato la carica batterica ed è un prodotto al 100% ottimo, può trasformare in casa. Quanti pastori battono su latte in noghe? Di quanti pastori si fa penso 150, 160 come sicuro sul numero, ma all'incirca siamo cursi e poi da più di 200 il suo circondario, arriviamo su 50-60 km da Ittiri a ritirare sul latte. La cooperativa di Ittiri Light tiene una storia, una bella che vogliamo scontare, noi accompagniamo dentro a questo stabilimento che la contiamo fare. Ok. Mario, che siamo entrati dentro questo stabilimento, a mornare fuori comincia tutto che arriva da sul latte, poi questo latte che arriva a questa prima fase, a questa prima macchina che siamo vedendo in palare nostra. Sì, bene, noi abbiamo tornato a filtrare, da voi tutto il filtro che vada, che da voi ne mandato i suoi contenitori, mano a mano che noi arrivi di tipo come arrivi in Sodeitiri viene mandato a stesso il compartimento deodale può essere la tracciabilità del suo prodotto. Noi esigiamo che ad esempio in questa cisterna vada dei pastori di Ittiri e sul latte di Mario, di Antonio, di Giovanni e di due. Su Matessi succede dai macchinas. Le macchinas sono tutte divise in compartimenti e bene controllate, come ti arrivi nei 9, sempre questa tracciabilità. E poi abbiamo un laboratorio in UED controllato ogni giorno sul latte, sia si va da antibiotico, si va da altro tipo di latte, può essere in regola con la DOP e poi anticontraffazione. Dunque, sul controllo, questa prima fase del test per voi sono mega importanti, perché in cui comincia tutto. La materia prima latte, poi dite intanto dare un dato importante che è scusso della tracciabilità, ma pensa a dare altri dati importanti che fa dana di qualità. Soprattutto la qualità, noi siamo investiti mega in questa qualità e su Macado Burro non si riconosce questa qualità che adesso sono un ottimo prodotto che noi a Savina andiamo a realizzare. Che siamo arrivati a queste polivalenti. Dunque, in noi comincia ad avere e propria lavorazione del latte. Sì, come dopo nato, dopo che sul latte abbiamo superato tutto il controllo igienico-sanitario, viene mandato entro i noghi in giagato, e da voi, dai noghi, è andata a suo porzionatore. Quanti operai orbighere in questa base? Voi siete disponibili da metà gente in noghi dentro questa cooperativa? In tutto arriviamo in piena annata, possiamo arrivare pure a 40 dipendenti. Si dividono i suoi compiti in base a sulle schinate? Sì, in ogni reparto, vanno capo reparto in noi getti di un certo numero di operai. Basta una persona per giocare, però resta sempre su
su chi lo sostituiti o chi la giù dai sodale, che è una fase delicata e quindi deve seguire il dosaggio, su tutto quanto, può fare un prodotto di qualità. Sul massimo della produzione, quanto latte ne si desaccazare in queste polivalenti? De queste arriviamo a fare battolli come in piena annata, in aprile, fine aprile, dai, poi mano a mano cominciate a minare. Battolli mi pare che questa sono idee 80 agosto 2000, quindi un bello paio di ripaglio, una bella produzione, dai, siamo una bella realtà. Mario, abbiamo fatto del latte, che siamo scolati queste polivalenti, abbiamo fatto della produzione erbrosta, del suo commercio, del suo mercato, ma che non abbiamo bornato dette cose siamo fatte. Poi la maggior parte la cooperativa Light dei Ittiri, itte caso agete. Maggiormente fagete su fumisi fino a una vaglia anno fa, fumisi il 98% a pecorino romano. In questi ultimi 3 anni noi pure abbiamo investito in diversificazione, stiamo aumentando la produzione di questi altri prodotti, infatti come noi siamo iscritti in un'altra DOP, che è su pecorino sardo, prima non ne facciamo parte e quindi come facciamo parte della DOP, pecorino romano e pecorino sardo. Poi abbiamo pure altri prodotti che stiamo facendo, che sono apprezzati dai mercato, infatti sono acquisendo ogni giorno sempre più fitta di mercato e stiamo incrementando, come siamo già dai 500-600 quintali che facciamo, come siamo all'incirca 2000-2500 quintali di caso minuto. Abbiamo incrementato la produzione di questo caso minuto, che si intende la pezzatura di 2 o 3 kg. Poi abbiamo fatto un prodotto nuovo ancora che non nome, che siamo su Odalende, però a aprile lo dobbiamo assaggiare e noi è un investimento che abbiamo fatto in cui creiamo meda, che è un'azienda non può essere fossilizzata solo su pecorino romano, un'azienda che è la nostra, che noi riteniamo un'azienda all'avanguardia con tutti gli investimenti, infatti pure dai Vago abbiamo collaudato un stabilimento nuovo, un ampliamento che abbiamo fatto cella, macchina di porzionatura e gai, quindi speriamo che poi sul mercato risponda da questi investimenti che noi stiamo facendo. Vediamo un po' proprio di questo aspetto, che una cosa bella della cooperativa Prosta è che tutti i pastori di Ittiri hanno in parte della cooperativa. Uno poco può rispondere a questa cosa, ma la cooperativa è una terra di pastori e la cooperativa è una terra dei pastori matessi. Voi pure siete i pastori matessi che vi ponete su vostri schire non solo pagare un prodotto di qualità, ma pensa che può crescere questa azienda. Sì, no, noi siamo la fortuna e l'orgoglio di fare parte di questa azienda, infatti tutti i pastori di Ittiri sono in questa azienda. Abbiamo un sacco di richieste che siamo vista pure come un'azienda modello, tra virgolette, che in questi anni, in questi investimenti che abbiamo fatto, abbiamo un basso costo di produzione, abbiamo un bello commerciale che rende direttamente sul prodotto, quindi siamo un'azienda presente sul mercato, non siamo un'azienda che trasformiamo e via e poi non so altro cliente, siamo noi attori principali sul mercato. Siamo noi che andiamo fino come amministratore, con suo commerciale, una figura che noi riteniamo importante meta, che in ogni azienda deve dare, che non può essere un'azienda che trasforma e poi non viene di chi che sia fare delle speculazioni. Giusto è che noi pure non atteniamo sul mercato, vendiamo al prezzo del mercato, però già abbiamo una grande soddisfazione che riusciamo a vendere noi e che effettivamente su prezzo è questo. A volte andiamo purtroppo, a volte riusciamo pure a puntare a chi così di in più, però siamo attori principali e pure sul mercato. Ed è una grande cosa a noi e pure per i soci nostri e sono contento di questa situazione.
Mario Vinzarmenta sa che siamo urbegnos a biere questo caso, in particolar modo siamo urbidinde caso romano, pecorino romano e no che sa sala in cui veni da Gollio, dopo che si dite a Murza praticamente. Questa è una cella di stagionatura, in questo caso viene di posti in Rex, che mano a mano, siccome una volta che si dà la muia, ha bisogno di altre usale e quindi viene di conservare di noghe, poi come sai tu sarà bella la macchina in l'usale di che la macchina burro può dare l'usale automatizzata e viene data dipende dalla percentuale di che dare da sale, viene samonato ogni volta che viene travagliato, samonato e tornato a salire in base ripeto, alle esigenze dell'usale. Siamo tentando sempre della baciare, può fare pure un prodotto che come prima naramo solo un prodotto di grattugia, poi naramo a grattugiare grandi industrie, come meno male se pure valorizzando come prodotto da taglio. Che siamo arrivati a bere vinza, se sono altri tipi di caso di achites, che la morzenau che non sia che solo pecorino romano, ma avesse vinza una percentuale di latte che è destinato a altri casi. Arnau che tra l'altro de pago si disitrà finza se sa DOP su pecorino sardo. Sì, questo è uno dei tipi, noi questo su pecorino sardo, ma questo è un altro prodotto che noi stiamo facendo con giago de anzone, che poi va da altro tipo di caso che fa che si usa con un altro tipo di giago, quindi ognuno ha la sua caratteristica sua. Questo è un fiore sardo, però che noi non abbiamo certificato. Dunque, se possiamo narrare per completare questo viaggio che nos ha esatto agera intro desa light, che no che in questo caso chi anda da America o chi anda di Sanmesa de Giorssardo, o de italiano, o de quale parte del mondo è un caso buono e vi ponete se me da energia savona, sa può luagere con chi sia un caso buono, ma di qualità e chi sa mente sempre che cada parte del suo mondo cada a po' dell'opera però è nascio in Ittiri, in Sardegna. Sì, noi vi poniamo energia e entusiasmo in tutto ciò che facciamo, sia da quando cominciamo a muovere, noi amministratori e pastori, che tutti i soci, eppure sono operai che non danno una grande mano e che credono in questa azienda e noi, tutto un pare, soci, dipendenti, poi noi siamo una grande famiglia. Grazie a Tidi per nos accompagnare in questo viaggio, ma grazie a tutta la famiglia Light per nos aver permesso questo servizio da Terra Nostra. Grazie a voi e grazie a tutti i soci e a chi lavora in questa azienda. A Terra Nostra vor spiegare sul mondo di Gianfranca Dettori, che è un mondo atto di abba e di arina. Io sono molto di semplicemente pane, ma di nove non vada nulla di semplice, la desabiere si chiede Terra Nostra. Siamo in compagnia di Pino Pazzola, siamo sul ristorante suo, il Gobbo di Porto Torres, e come comincia da anni a preparare uno dei piatti suoi innovativi che sta proponendo a suoi ospiti che vengono sul ristorante suo. In particolare non siamo solo, che è solo nostro, questo Vinzar Gianfranca, che questo piatto si aggrede proprio con una delle proposte di Gianfranca, però non so è troppo brava a spiegare i testi questa cosa che andiamo a bere, dunque dimando a Pino il tesemos può bere, anzi il tesemos può assaggiare. Questo è un filindeo fatto da Gianfranca che noi lo prepariamo su un astice, siamo su mare, per cui noi usiamo su mare. Ed è l'alternativa pro savetta, del salzone, del sopracavo. In alternativa noi prepariamo l'astice. Ascolta, come la catasto questo prodotto, questo filindeo che prepara Gianfranca? Può essere una bella scoperta, immagino, soprattutto sì, una maniera come un'altra per fare tradizione, per
per fare il curso che sa, le nostre terre antiche usavano per combinare. A volte questa tradizione può accattare innovazione e dunque sa contare una storia nuova, no? È più semplice questa tradizione raccontare storie nuove. Non lo che sarebbe come te la se stiamo preparando pare che sì, lo si sta preparando in estratto, lo si scontende con questo brodo, giusto? Un brodo di astice, come una zuppa di vicchio. E questo brodo anda a modificare la fresa di suo figlio? La coqueta? Sì, sì, sì. Così. Basta da battere 15 secondi, su figlio è sottile, covina a sé stante quasi. Dunque non chiede a cuocere prima e poi a ponere in no, questo è pronto da condire? Noi lo trattiamo così, in alternativa sì, a come te lo preparano al muro, per esempio. Naranno Spino, e il risultato si sta ottenendo questo prato che si propone a Sazzè? Io che in provincia di Sassari non conosco molto bene questo filindeo. Come sto iniziando ad apprezzare. Finimo di completare un prato che è la che morbiera. E dunque, questo è il risultato finale. Se lo volete assaggiare, e noi che abbiamo già promozione, venite a cattare il Pino Pazzola sul ristorante Il Gobbo di Porto Torres. Grazie Meda. Grazie a voi. Sì. Gianfranca Dettori, noi non conosciamo da Meda, però eventualmente siamo sparisi che a terra nostra dedica un servizio a tutti i che dà desa terra e sa terra sarda dà cosa arbellarberu che è pensa sa schivenini desarmano stuasa o andiamo a fare del pane, dei turchese e di un'altra cosa particolare che tra poco andiamo a ervelare. Grazie per noi regolio in siamo su un amor diretto, siamo su in Porto Torres e siamo su in ristorante Il Gobbo ed è Pino Pazzola che io nos ospita da po' agere viere tutto su due lischire agere il cartottenese sarmanos in pasta, giusto Gianfra? Grazie a te per essere coinvolto in questa bella cosa che conosciamo da un vago di tempo ed è come tu hai promesso come una pizza. Grazie Gianfra. E sono l'unica persona che mi può dire fare piacere di intervistare se due. Grazie, questo è una cosa bella vero. Magari il più bello è sapere su chi viene di desarmano stuasa, che intanto cominciamo a svelare diretto a chi non si ersichinde una cosa che tu e De Carchianno ti spiegavo questa passione, ti sei sposta in conca che devi usare in essere e bilar fatta, siamo fedando di suo filindeo. Esatto, è una cosa che mi ha appassionato talmente tanto che a Savine bisogna esercitare. Non dico manche io come, ma perché Gianfranco, che è difficile all'uagra, non è di tutto scustate. Non è di tutto, ed sono contenta di essere esercitata. Non dico manco io come. Lo chiediamo sovviere su frattempo che vai dammo. Certo, tanto io ho un impasto che ha provato con simula di trigo, di trigo nostro, trigo saldo, che mi ha dato un'amica mia, abba e il nuovo capo sale e abba, una salamoia e abba solo. Che io ando a lavorare questo impasto e ti fatto ridere e ti esce. Anche non dire, quanto prima di lo prepara questo impasto? No, l'ho preparato in Sara e come ando a lo lavorare. Vi chiedete me da pazienza a fare questa cosa, esatto, vero? Sì, Che aveste esempio di chi potete essere? Ogni volta potete presentare una difficoltà diversa, non sempre esce di questa stessa maniera. Ad esempio io come lo so provente, che te gusta un impasto che ho appena fatto e quindi non ho ancora sul risultato e devo provare a vedere quando è sul momento giusto dell'ovvilare. Cada impasto è diverso da o sei tu che comprende se quando è pronto e adatto?
è una cosa mezzo particolare, lo deve si comprendere pure due, quando è pronto, si impatto delle bonne su sale o delle bonne sabasolo. E questo ti l'ha dato sa pazienza imparando a lagere di Esatto, comprendere questa esatto. cosa. Non bisogna regolar prima No, sopra di no, questa cosa. assolutamente no. Ognuno si può presentare una difficoltà diversa e te la deve risolvere. E man mano, questa vascescia e provende ogni dia, riesci a comprendere quando questa difficoltà ti presenta e come te la risolvere. Gianfranca, oggi siamo in Porto Torres, la Morza in Ao, siamo ospite del ristorante Il Gobbo, però non di gusto pasta tenere origines invece No, in... la pasta è nuoresa, è una pasta nuoresa, è come lo sopravvende e sto iniziando già a filare. Però io che ancora si impasto non è come in tenuchelzo, pure che secondo te come filende luides, però ancora non esce pronto come in tenuchelzeo. Hai compreso? Bicchiere di tempo, No, so. tenuchelzo diverso, a me non mi piace come e devo arrivare a commente a lui che io come non lo so manco di rivagliende e me lo so asciuttende. Tanto Gianfra, vi siamo, mi pare, no? Sì, No, sì. che dopo questa preparazione che vi chiedete, e poi finza bella questa cosa che se quasi la potremmo definire emozionale, che se tu e chi comprende se senza regola precisa, e te li servi da impasto che si sta trattando in questo momento, si serve dalla zungherabba, si serve dalla zungherarina, e scommetti chi ti le intenda, no? Esatto, sono arrivata a un punto che riesco a comprendere quando si impasto è pronto per essere filato. In questo momento siamo orbitando questa classica gestualità che serve di tirare questa pasta. Potrebbe essere un verbo giusto a narrare che la stiamo stirando, Gianfranco? Filende, proprio filende, il vero senso della parola. No, non so se rendessimo a rendere idea di quanto sia una inese, questo so il lord e pasta, prene pilo, so di quanto sono inese, potremmo narrare. E poi questo so, tu hai pensato che potevano essere accostati a prati che sono a metà di strada tra tradizione e innovazione, vero? Che ha scompreso parisi con un amico costuoso o cuoco o chef che questa particolare pasta che teniamo in Sardegna poteva essere reinterpretata, usiamo questo termine, in una crae nuova. Più che l'hanno pensato, so chef proprio, che te, io mi limito solo all'uvaghere su filindeo, da poi sono amici miei, hanno pensato di abbinare in diverse maniere, sia come te la sei tu Sara dai pino con sastice, che è me da uno, e da poi nata roso piatto. Ecco, come lo esponinde in nove che serve di po' a mantenere tirato questo silo, vero Gianfranco? Filoso che io come ando a pienne sul piano e da poi lo bonzo, dopo che la pieno in un senso, lo bonzo in altro due sensi ancora, quindi in tre stratti, fino a fare una tela di pasta. E te soddisfazione se a sento di essere rennessi a fare questa cosa? Una soddisfazione meda manna, Mari, meda manna. È una cosa bellissima, meda bella, emozionante. È una cosa che non dico più fare a manco di questa cosa. Ah, vero? Sì, Sì. non là che se ti Sì, manca? Sì, mi manca. Pure che ho vecchio a taroccoso, però lo devo vagare questo puro. Mi piace proprio allo vagare. Dunque, questo, una volta che lo potremo sosegare,
ottenimos questo canto. Esatto. Che un canto possiamo tornare irregolare, se non è che si segano a forziche o alle no, no, si segano a mano. Si segano a mano, se anche di questo fozzo irregolare, che poi possono essere usati come tamornau in diverse ricette, Esatto. grazie a sa mano dei chef o cuoco che lo vogliono a usare poi la ricetta di solo. Dunque, sarte di suo filindeo. È un'arte la morzana e soprattutto che li sai che ti dà da soddisfazione, che ti manca addirittura all'agre, ti pone scadadia, magari tenere da grattare cosa, si deve sapere anche pane, Esatto. però ti manca e tu ti pone all'agre. Esatto. Secondo te hai poi teste, goiorte, sui sentimenti, sui confronti di questa pasta? Mi sento una più privilegiata delle vaghere. Quindi innanzitutto penso che questa cosa non molziate prima o poi la può imparare a qualcuno, però come ancora non mi sento manco in grado di poter imparare, che te come ti sei ogni dia, come ti l'ha ponato, ogni dia mi si presenta di una difficoltà diversa, e come ti l'ha ponato l'app imparato a sa sola, quindi non vado più di ognuno che mi è piannato, sì, ti succede questo va così, se ti succede quest'altro va così, quindi lo sto imparando tutto a sa sola. E canta da essere sadie che io a ogni difficoltà di dare una risposta, tanto la puoi imparare a qualcuno. Ringraziamo Sparisi che a Pino Pazzola che nos ha da Gollio il suo ristorante suo importatore solo torniamo a tornare che è giusto che oggi nos ha posto a disposizione la location del suo ristorante per poter avere questo servizio Parisi con te, dunque lo saluto da Venza Terra nostra per la disponibilità. Pino Pazzola oltre a essere un bravissimo ristoratore, è un grande amico, un amico con sa maiuscola. Sì, via, lo ringraziamo per questo. Lo ringraziamo meta.